Oggi nel nostro percorso arriviamo in quel di Lasi, comune che fa parte della città del vino, ma qualcosa di più ci dice il signor Sindaco. Con noi infatti è Paolo Tertulli. La parola a lei, signor Sindaco. Il Lasi è città associata alle associazioni delle città del vino e anche dell'olio. Sono due temi comunicativi importanti per noi, è un'azione di promozione del territorio, quindi non solo di categoria produttiva ma di interesse territoriale di comunità. L'olivo, l'olio è in questo momento in fase di regressione come coltivazione rispetto a quella della vite e del vino di eccellenza, però lo stiamo riportando in auge attraverso una promozione dei nostri oliveti comunali insieme con i produttori stessi, perché scopriamo che si ritorna con l'olio alle origini. E proprio quest'anno abbiamo raccolto insieme con le categorie produttive, con gli agricoltori di Lasi, l'olio dei nostri olivi comunali, l'oliva dei nostri olivi comunali, e l'abbiamo portata ad olio, che è stato distribuito proprio per le persone più bisognose, per i nuclei familiari che sappiamo essere in difficoltà. Quindi abbiamo prodotto anche l'olio di comunità. Bella iniziativa. Signor Sindaco, abbiamo sempre parlato di questa dorsale della storia con la denominazione sottotitolo La Vecchia Via della Lana. Ci aiuta a capire qualcosa di più di questa vecchia via? Sì, è nata in questo municipio da un incontro che ricordo nel 2015 con Ermanno Anselmi, appena presidente del gruppo di azione locale Baldo Lessigna. E ci siamo orientati, dovevamo orientarci a un progetto di interesse strategico per tutto il territorio della Val di Lasi, e insieme con altri sindaci presenti qui abbiamo pensato che fosse il caso di valorizzare la dorsale collinare nella parte orientale della Val di Lasi, perché in sé raccoglie tanta documentazione storica, cui poi si è sovrapposta anche l'idea della Vecchia Via della Lana, perché nei secoli scorsi da questa zona si faceva il contrabbando della lana per portarla nel Vicentino, dove poi sarebbe stata lavorata, e insomma era un'economia di sussistenza. Abbiamo parlato del progetto e diamogli anche la qualificazione, perché è un progetto di riqualificazione. Voi come vi siete concretamente inseriti in questo progetto del GAL? Certamente abbiamo ripreso tutti i cammini, tutti i percorsi, li abbiamo sistemati anche come fondo, in modo che siano il più possibile percorribili anche da soggetti con difficoltà motorie, in modo che dove c'era la ghiaia o il materiale detritico, in accordo con la soprintendenza, è stato fatto un lavoro di riqualificazione del fondo con lavorazioni naturali, direi artigianali, perché io ricordo gli artigiani che hanno lavorato qui erano proprio metro per metro quadrato a ricompattare il fondo ghiaioso di un percorso. C'è anche, ed è l'ultima domanda che le porgo, il tema dell'essere riusciti in qualche modo a fare unione tra 8 comuni. Vecchia Carel da sempre, e per la Lessina e anche per altre situazioni ambientali del nostro Veronese. Un bel risultato raggiunto dal GAL, anche questo? Devo dire di sì. C'è stata sin dall'inizio però un'anima unitaria in questa ideazione, ed è venuta fuori grazie anche all'intelligenza di tutti gli attori del momento. Qualche volta non va così, ma in questo caso se è forte l'idea di fondo, se sono condivisi gli obiettivi di fondo, tutti, anche quelli più renitenti, quelli più dubbiosi, si accodano. Ci vuole un grande traino di partenza. E qua c'è.
Era con noi il sindaco del comune di Illasi, Paolo Tertulli, che ringraziamo, signor sindaco. Grazie a voi.